Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera e ben ritrovati al nostro TG, tanti gli argomenti che tratteremo, ma partiamo con i titoli. 2 fermi per l'omicidio di Antonio Barbieri, il 26enne deceduto in seguito all'agguato compiuto il 12 gennaio scorso. Il movente del delitto sarebbe di natura passionale. Motivi personali alla base dell'omicidio di un 37enne di Scandale nel Crotonese, ucciso questa mattina a colpi di ascia da un 31enne che in caserma ha ammesso le sue responsabilità. Sgominata nel Crotonese un'articolata organizzazione criminale che reimmetteva nel circuito lecito autovetture rubate in Italia, i cui numeri di telaio modificati in officine campane risultavano uguali a mezzi regolarmente circolanti in Spagna. 6 le persone arrestate e 12 indagate, fra cui un funzionario della motorizzazione civile di Crotone. La visita del ministro Bonisoli a Cosenza, i fondi per il centro storico ci saranno, ma il ministro vuole prima valutare i progetti. Continua a Crotone la protesta degli ex lavoratori del call center ai quali non è stato rinnovato il contratto, 400 i posti di lavoro persi. Si dimette il vice sindaco di Taurianova, Carmela Patrizio, lascia per motivi personali. Il sindaco Scionti prepara il rimpasto di giunta. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, tanta cronaca in apertura. Iniziamo proprio dal giallo risolto sull'omicidio di Antonio Barbieri, il 26enne deceduto in seguito all'agguato compiuto il 12 gennaio scorso a Rossano nel Cosentino. 2 le persone che sono state fermate dalla polizia. Il movente del delitto sarebbe di natura passionale. Sono entrambi pregiudicati, 2 fermati dalla polizia la notte scorsa a Corigliano Rossano. Hanno confessato prima l'uno, dopo qualche ora all'altro. Hanno sparato ad Antonio Barbieri, 26 anni, ucciso il 12 gennaio scorso in via Bruno Buozzi. Le sirene delle volanti squarciano il silenzio della notte nella città dello Ionio. Sono tornata alle 4 del mattino, dice il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla in conferenza stampa ai giornalisti in questura a Cosenza. Movente passionale per il fatto di sangue. In carcere Cristian Filadoro, 28 anni, attuale fidanzato dell'ex ragazza di Barbieri, e Vincenzo Fornataro, 34 anni. Per gli inquirenti l'omicidio è stato premeditato. È certamente un omicidio premeditato da quello che abbiamo ricostruito, perché è stata organizzata quindi questa azione punitiva, non solo con la predisposizione dei mezzi, diciamo, dell'arma eccetera, però fortemente voluta anche nei tempi di arrivo sul posto, perché la vittima stava andando via, quindi probabilmente non l'avrebbero più beccato. In un clima di omertà, come sottolineato dagli inquirenti, sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza a fornire gli elementi utili alla risoluzione del caso. Per il delitto usata una 146. Abbiamo visto chi aveva intestato determinate macchine. Fino all'altro giorno siamo riusciti a individuarla. Questa macchina era occultata ed era pronta per essere bruciata, quindi siamo arrivati appena in tempo. La persona l'abbiamo trovata a poca distanza con degli stracci bagnati, quindi già l'avevano ripulita, ci avevano già probabilmente fatto qualcosa per far sparire tutto, però siamo riusciti a beccarle. Sono in corso ulteriori accertamenti. La posizione di altre 2 persone è al vaglio degli investigatori. L''ndrangheta, si precisa, non c'entra. Assolutamente no. Barbieri era stato ritrovato al posto di guida nella sua automobile, ferito con 2 colpi di pistola alla testa, e morto nei giorni scorsi all'ospedale di Cosenza. E ci sarebbero anche motivi personali alla base dell'omicidio di un 37enne di Scandale nel Crotonese, ucciso questa mattina a colpi di ascia da un 31enne che in caserma ha ammesso le sue responsabilità.
Il cadavere di Giovanni Lucante, 37 anni, era riverso in questo terreno, in una pozza di sangue, ucciso a colpi d'ascia in una zona di campagna Scandale, nel Crotonese. È stato lo stesso assassino, Giovanni Voce, 31 anni, fermato dai carabinieri, a far ritrovare questa mattina il cadavere. L'omicidio risale presumibilmente alla giornata di ieri. La famiglia del 37enne, non vedendolo rientrare a casa, ha segnalato la scomparsa ai carabinieri, che hanno ricostruito i movimenti dell'uomo. La sera prima la vittima si è incontrata con un amico ascoltato nel corso delle indagini dal comandante della locale stazione dei carabinieri, ma qualcosa nel suo racconto non ha convinto gli inquirenti. Il nervosismo, le contraddizioni non sono sfuggite agli investigatori. L'uomo ha capito che ormai non poteva più nascondere il suo gesto. Questa mattina presto, intorno alle 6, l'uomo ha confessato l'omicidio e ha accompagnato i carabinieri in campagna nella frazione di Corazzo, facendo ritrovare il cadavere del Lucante. La vittima lavorava in un terreno di proprietà del presunto omicida. Ieri tra i due sarebbe scoppiata una lite, pare per motivi passionali, al culmine della quale Giovanni Lucante è stato colpito con un'ascia. L'autore dell'omicidio, resosi probabilmente conto della gravità del gesto, si è allontanato. Questa mattina però, come dicevamo, è crollato, raccontando tutto agli inquirenti. Stiamo ricostruendo l'episodio perché le indagini sono in corso. Da una prima ricostruzione si può pensare a un omicidio maturato per ragioni, diciamo, sentimentali, però ancora dobbiamo confermarlo. E rimaniamo nel Crotonese, parliamo ancora di cronaca perché è stata sgominata un'articolata organizzazione criminale che reimmetteva nel circuito lecito autovetture rubate in Italia, i cui numeri di telaio erano modificati in officine campane e risultavano però uguali a mezzi che circolavano regolarmente in Spagna. 6 le persone arrestate, 12 gli indagati, fra cui anche un funzionario della motorizzazione civile di Crotone. L'auto rubata, prevalentemente in Campania, veniva contraffatta attraverso un numero di matricola falso, ma esistente perché attribuito a un'altra auto circolante regolarmente in Spagna. Così il mezzo clonato veniva messo in vendita sul mercato italiano, in Calabria, ad un prezzo vantaggioso perché il guadagno comunque risultava elevato. L'associazione dedita a questo ingegnoso e complesso traffico aveva la base a Cirò, nel Crotonese. È bastato un controllo e l'occhio attento di un militare che ha notato qualcosa di strano nel numero di matricola. Da quel momento è partita l'indagine con verifiche e intercettazioni che ha ricostruito la rete che si occupava del riciclaggio di auto. Dall'acume investigativo di chi ha fatto un controllo per strada e si è accorto di un numero di telaio stampigliato in maniera un po' irregolare, non molto irregolare, ma sicuramente aveva qualche piccola anomalia. Da qui è nata un certo interessamento, si è cercato di capire se fosse un fenomeno unico, ovvero ce ne fossero degli altri. Il dato di novità era questa documentazione apparentemente di origine spagnola della vettura. Da questo è cominciato un certo approfondimento e sono venute fuori una serie di altre macchine, si è visto tutte le pratiche che riguardavano vetture apparentemente provenienti dalla Spagna che erano state di recente immatricolate, e da questo è nato poi l'indagine. Il quadro non è completamente chiaro, mancano alcuni tasselli riguardanti i soggetti che rubavano e trocavano le auto in Campania, l'identità degli intermediari iberici che facevano giungere in Italia documenti appartenenti all'auto circolante in Spagna e una necessaria verifica sulle modalità di rilascio dei documenti da parte della motorizzazione italiana, apparse a prima vista troppo superficiali. La situazione è oggetto di approfondimento perché certamente erano pratiche incomplete che dovevano forse suscitare più interesse e più controlli da parte della motorizzazione. Parliamo adesso della visita nel centro storico di Cosenza, poi l'incontro con le associazioni, la mattinata del Ministro per i beni e le attività culturali a Cosenza. Bonisoli ha confermato la disponibilità dei fondi, 90 milioni di euro per la valorizzazione della parte antica della città dei Bruzzi, ma ha detto bisogna comunque valutare i progetti.
A Cosenza, è lui stesso a dirlo, non c'era mai stato la visita informale del ministro Alberto Bonisoli nel centro storico. Ad accompagnarlo il senatore Nicola Morra. Il ministro ha parlato con chi vive e lavora nella parte vecchia della città, poi ha incontrato le associazioni nella sede dell'Accademia Cosentina. Il saluto del presidente Leopoldo Conforti, le stanze dei comitati, la consegna di dossier sugli edifici pericolanti, la tessera della rete di associazioni Civica Amica, le proposte dei cittadini. Al termine ha confermato la disponibilità dei fondi. I 90 milioni ci sono e noi li vogliamo spendere tutti. Io voglio finire il mio lavoro con i cassetti vuoti. Tempi, ministro, di questo stanziamento dei 90 milioni? Allora, i soldi sono pronti, cioè noi non abbiamo problema di cassa in questo momento, sono già stanziati, dobbiamo partire. Il primo passaggio è di fare un incontro preliminare che faremo a Roma. Sto pensando di farlo la prima di febbraio, non so se ci riesco, forse devo slitarla alla seconda, però per la metà di febbraio vorrei avere fatto questo primo passo, dove faremo le domande, quindi in quella fase non ci saranno ancora delle risposte o probabilmente magari ci saranno delle risposte parziali, ma quello è il momento in cui fare delle domande e le domande sono quelle di cui vi stavo parlando prima, cioè vorrei vedere una visione per il centro storico. Chiederò se è possibile immaginare magari delle attività che possono essere nel centro storico. Quello che vorrei, in poche parole, noi spendiamo dei quattrini, ma la visione che dobbiamo avere è di quello che sarà il centro storico tra 30 anni. Questo quindi mi interessa fino a un certo punto se adesso prima si faceva la battuta sull'Ovovia, no? Può andare bene, può non andare, non ne ho la più pallida idea, non è questo il punto. Il punto è qualsiasi cosa noi andiamo a spendere. Ha senso in una visione del centro storico tra 30 anni oppure no? Perché se non ha senso noi stiamo sprecando i soldi dei contribuenti e questo non va bene. L'arrivo del ministro, preceduto dalla polemica con Palazzo dei Bruzzi, Bonisoli infatti ha annullato la visita con il sindaco Mario Chiuto a Palazzo dei Bruzzi. Ai cronisti spiega così. Io ho cambiato tipo 3 volte la mia agenda cambiando gli orari del Consiglio dei Ministri e quando ho capito che il Consiglio dei Ministri sarebbe stato fino a tarda sera. Sapete di che cosa abbiamo parlato ieri, quindi se mi permettete avevo un minimo di priorità su quelle che sono state le decisioni che abbiamo preso ieri, niente, ho voluto comunque mantenere una tappa a Cosenza per vedere Cosenza, mi interessava mi sono fatto un piccolo regalo, ecco. Fuori dall'Accademia Cosentina il presidente della provincia Franco Iacucci è lì per portare il saluto dell'amministrazione provinciale, ma nessuno a lui fa caso, resta da solo e va via. Buon lavoro, arrivederci. La pagina del lavoro adesso, ci spostiamo a Crotone perché continua la protesta degli ex lavoratori dei call center ai quali non è stato rinnovato il contratto, 400 i posti di lavoro persi. Siamo a Crotone davanti al call center Abramo, la Datel, ci sono 400 persone che purtroppo perderanno il lavoro perché non è stato rinnovato il loro contratto a tempo determinato. Oggi c'è un sit-in, ce ne saranno nei prossimi giorni, ce ne sono già stati tanti altri. Noi sentiamo adesso i sindacati, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, quali sono le proposte per salvare il lavoro di questa gente, salvare il lavoro di tante persone che qui a Crotone davvero non hanno un'altra alternativa. I 400 posti di lavoro sono già spariti, quindi non si rischia, perché da luglio a oggi solo su Crotone sono già andati via 400 posti di lavoro. Non sono licenziamenti come erroneamente si dice, sono scadenze contrattuali che in virtù della nuova norma non possono più essere rinnovati, quindi o stabilizzazione o disoccupazione. Noi siamo dall'idea che il problema vada risolto a livello nazionale con un intervento ad hoc per i call center e nello stesso tempo chiediamo dei tavoli tecnici con le aziende interessate, oggi in Calabria come ieri a Catania, lunedì anche in Puglia. Questo è un problema che purtroppo stiamo riscontrando in tutte le aziende, quindi per noi è necessario questi tavoli tecnici fra aziende, agenzie e amministrazioni che inviano i lavoratori in missione per queste aziende e sindacati affinché si possa trovare anche una soluzione tecnica utilizzando al meglio il contratto firmato da pochissimo
che ci darà la possibilità di non lasciare nessuno a piedi. Questo soprattutto per una città come Crotone è un grande problema, perché questo è l'unico insediamento voglio dire, che dà lavoro ad oltre 3.000-4.000 famiglie. Noi avevamo già chiesto al governo soltanto una piccola modifica, che era quella di consentire alla contrattazione aziendale di secondo livello di poter derogare sulle causali, che è quello che sta bloccando i rinnovi. Questo non ci è stato consentito, però se il governo vuole può intervenire, perché noi vogliamo combattere la precarietà come lo vuole il governo, però se ci sediamo possiamo certamente trovare le soluzioni più appropriate. Torniamo ad occuparci adesso della diga sul Melito, perché è un'opera che la Calabria attende da anni. Oggi è intervenuto il consigliere regionale Orlandino Greco, che ha annunciato di aver presentato in merito una mozione proprio in Consiglio regionale. È necessario, dice, completare l'opera. Questa è la diga sul Melito, un'opera avviata negli anni '80 dalla Cassa del Mezzogiorno e poi abbandonata. Contenziosi e beghe burocratiche hanno fermato i lavori di quella che potrebbe essere una delle più grandi dighe italiane, un'opera strategica che oggi però è una grande incompiuta. Eppure il completamento della diga consentirebbe di risolvere gli annosi problemi idrici delle città di Catanzaro, Lamezia e degli altri comuni del comprensorio. Per completarla però servirebbero circa 550 milioni di euro, come ricorda anche il consigliere regionale Orlandino Greco, che sottolinea la necessità di realizzare l'importante opera. Greco annuncia di aver depositato una mozione da discutere in Consiglio regionale che impegna la Giunta regionale ad avviare, con il supporto del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, le procedure burocratiche e amministrative per il finanziamento e il completamento dell'opera. Il consigliere regionale sottolinea che con 19.000 ettari di superficie dominata, 16.000 ettari di superficie irrigabile, circa 40 milioni di metri cubi di acqua da destinare all'uso potabile e all'irrigazione della fascia ionica catanzarese dell'Amitino, la diga sul Melito sarebbe un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione della nostra regione. Per Orlandino Greco dunque è oggi prioritario avviare il completamento dell'opera, valutando concretamente la possibilità di inserire la diga sul Melito tra le opere strategiche europee, così da accedere alle opportunità di finanziamento garantite dalla Banca Investimenti Europei. La politica adesso, con le dimissioni del vice sindaco di Taurianova, Carmela Patrizio, lascia per motivi personali. Il sindaco Scionti prepara il rimpasto di giunta. A prima vista potrebbe sembrare una crisi amministrativa importante, uno strappo inconciliabile, ma non è così. Le dimissioni del vice sindaco di Taurianova, Carmela Patrizio, ufficializzate ieri con una nota stampa, sono state programmate nei minimi particolari come un risico politico all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Fabio Scionti, che prefigurerà inevitabilmente e in prospettiva un rimpasto generale della sua giunta. È chiaro che il primo cittadino ha cercato di sgomberare il campo da ogni illazioni e congetture politiche, parlando di motivazioni personali nel passo indietro del suo vice, ma presumibilmente non è solo questo. Il possibile abbandono di un consigliere di maggioranza e la surroga di un eletto ostile al sindaco ha innescato il meccanismo che andrà a ridefinire l'assetto della maggioranza di centrosinistra taurianovese. Nei fatti l'oramai ex vice sindaco siederà sui banchi come consigliere perché prima dei non eletti, bloccando così ogni possibile scenario avverso all'amministrazione Scionti. Carmela Patrizio ricopriva la carica di vice sindaco e assessore con delega all'urbanistica, politiche del territorio, politiche abitative, arredo e decoro urbano. Il sindaco Scionti, nel congedarla, parla di dispiacere per le dimissioni, ma in modo sibillino fa sapere che la comunità taurianovese avrà ancora bisogno del lavoro e dell'essenziale contributo di Patrizio e sono certo, ammette, che questo non mancherà, quasi a sostenere che l'apporto del suo vice continuerà, ma in un altro ruolo, con molta probabilità da consigliere comunale di maggioranza. Certo, per gli altri assessori inizia la sindrome della roulette russa, perché ad oggi tutti possono uscire dal rimpasto e nessuno è garantito. I 2 anni che mancano alla fine della consigliatura sono cruciali per presentarsi davanti all'elettorato con una giunta e un sindaco forte in un momento di grande difficoltà per la maggioranza di centrosinistra. Risicata nei numeri nell'aula consiliare, deve riuscire a pianificare tutto per non restare sotto con i numeri. I salti mortali per tenere in equilibrio la coalizione sono stati accurati in questi 3 anni, soprattutto con l'obiettivo di riuscire a tenere in piedi una maggioranza di centrosinistra in bilico fin dal primo
primo momento del suo insediamento, con dei repentini cambi di casacca che si sono verificati dall'una e dall'altra parte degli schieramenti politici presenti nel Consiglio Comunale. Una notizia che arriva dal Tirreno Cosentino perché cade un costone di roccia e si interrompe la circolazione stradale fra Bonifati e San Gineto. È avvenuto proprio nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di una segnalazione. I carabinieri di Cittadella del Capo sono intervenuti lungo la SP16 a causa dello smottamento di un costone di roccia che avrebbe invaso la carreggiata. La strada collega la SS18 con i comuni di Bonifati e San Gineto, ma al momento non sono isolati per la presenza anche di altre arterie stradali che garantiscono i collegamenti con questi comuni. La circolazione comunque resta interrotta in quel tratto. Sul posto sono intervenuti personale anche dei vigili del fuoco e anche dei carabinieri e dell'ente provinciale. Non si registrano per fortuna feriti. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Aggredito la moglie e poi l'ha cacciata di casa insieme alla figlia di appena 11 mesi, un 32enne di origine marocchina è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti del commissariato di Lamezia. Gli agenti sono intervenuti dopo una richiesta di soccorso e hanno trovato la donna, anche lei di origine marocchina, con la figlia in braccio al freddo, riparata sotto la tettoia di un supermercato. Soccorse da un'ambulanza e portate in ospedale. A casa gli agenti hanno trovato l'uomo che dormiva e hanno avvertito un forte odore di alcol. È stato arrestato perché ha accertato che la donna aveva più volte denunciato i comportamenti violenti dell'uomo, è stata minacciata con una mannaia e le aveva rotto il naso con un pugno. I carabinieri forestali di Trebisacce insieme ai carabinieri di Oriolo hanno sequestrato il centro di raccolta comunale dei rifiuti in località Ponte Falce, usato a supporto del servizio di raccolta porta a porta effettuata nel comune. La struttura, estesa per circa 850 metri quadri, è stata realizzata con finanziamenti pubblici in un'area vincolata paesaggisticamente, poiché a ridosso del torrente Raia i carabinieri hanno riscontrato che era in atto una forma di gestione illecita di rifiuti effettuata in difformità dei requisiti tecnico-gestionali previsti dalla legge. I carabinieri forestali hanno sorpreso e arrestato 2 uomini mentre depezzavano legna ricavata dall'abbattimento di alberi nella pineta di Sovereto, nel territorio di Isola Caporizzuto. Durante un controllo i militari hanno sorpreso i 2, uno intento a depezzare e l'altro a caricare su un autocarro la legna ricavata dall'abbattimento dei pini. Bloccati, malgrado il loro tentativo di fuga, sono stati posti ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato in concorso e vari reati ambientali. E ci sarebbe un rapporto più stretto fra 'ndrangheta e camorra nella gestione del traffico internazionale di stupefacenti. Questo è quello che ha sottolineato proprio sulle 2 organizzazioni criminali in questo settore Federico Cafiero Derao, che oggi ha partecipato ad un convegno sull'attività di prevenzione svolta dalla Polizia Penitenziaria nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Derao ha anche sottolineato come nel suo territorio di riferimento ha corrispondenza proprio la camorra con Germania e Brasile, mentre l''ndrangheta con USA, Canada e Australia. Parliamo adesso di Gioia Tauro, andiamo a Gioia Tauro per mostrarvi proprio una strada considerata ormai una vera e propria discarica a cielo aperto. Esiste una via a Gioia Tauro, nella periferia est della città, alle porte del disagiato quartiere Ciambra, che viene considerata da molti come una discarica a cielo aperto, dove tutto si può lasciare per strada. In una città dove la raccolta differenziata è diventato ormai un sogno, dove non sempre la spazzatura viene recuperata quotidianamente, fa sì che molti cittadini, diciamo tra virgolette, molto tra virgolette, considerano via Fosso Mastro una sorta di isola ecologica dove tutto è possibile. Malgrado il tentativo di ripulirla, lo sconsiderato gesto di tanti si ripete e il risultato è questo: spazzatura di ogni genere lungo la strada. Il prefetto che guida la triade commissariale del comune, Antonio Reppucci, si è più volte lamentato e accusato che il 70% della popolazione gioiese non paga i tributi relativi alla raccolta dei rifiuti perché forse il servizio in questi anni non è stato mai efficiente, ma ovviamente questo non dovrebbe legittimare quei pochi o quei tanti che considerano
considerano parte della città una sorta di mondezzaio a cielo aperto. La strada sarà ripulita, ma in mancanza di un complesso di videosorveglianza statene certi che il problema si ripeterà, soprattutto in assenza di un'isola ecologica a norma per il conferimento dei rifiuti sequestrata dalla magistratura da oltre 2 anni. E tale realtà indubbiamente non aiuta a risolvere i problemi, ma ad accumularli come questi sacchetti della spazzatura. Parliamo adesso di calcio perché fra meno di 24 ore sarà in campo la Serie B e mentre il Cosenza si prepara ad ospitare l'Ascoli domenica alle 15 al San Vito Marulla, il Crotone invece domani allo Scida ospiterà il Cittadella, il collegio di garanzia dello sport. Al termine della sessione di udienze a sezioni unite di oggi, presieduta proprio dal presidente Franco Frattini, ha respinto i ricorsi presentati da Crotone e Cosenza. Per quanto riguarda i lupi, nel ricorso presentato contro l'Hellas Verona, vediamo proprio le immagini della gara non disputata nello stadio San Vito Marulla di Cosenza, nel ricorso proprio presentato contro l'Hellas per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale che il 6 novembre scorso, confermando la sentenza del giudice sportivo di Serie B, ha inflitto ai lupi la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza-Verona del 1 settembre 2018 in favore degli scaligeri, unitamente proprio all'ammenda di 3.000 euro con diffida a causa della mancata disputa della gara per via dell'impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa. Resta quindi confermato lo 0-3 a tavolino. Il Presidente ha approvato, appellandosi alle decisioni assunte, a ribaltare la sentenza che purtroppo però resta fissata sulla sconfitta del Cosenza. Confermata anche dai giudici la sanzione nei confronti del Chievo Verona, il cui appello era stato presentato dalla società del Crotone, che dunque resta in Serie B, e il Chievo in A con la penalizzazione di 3 punti in classifica come già deciso la scorsa estate. Quindi tutto resta invariato, vedremo cosa accadrà invece sul risultato del campo. Il Cosenza che affronterà il Verona fra qualche settimana proprio allo stadio di Verona. Adesso invece vediamo le previsioni del tempo. Una debole seccatura atlantica tende a spostare il suo asse sul Mediterraneo centrale. Al suo interno si creerà un territorio fertile alla generazione di minimi depressionari che, con una frequenza sempre più incisiva, condizioneranno il tempo sulla nostra penisola e non solo, specie a partire dalla prossima settimana. Domani variabilità diffusa con ampie schiarite iniziali sui settori ionici del Crotonese, possibili addensamenti al mattino lungo tutti i versanti tirrenici, dove saranno possibili veloci deboli piogge. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso, ventilazione settentrionale sullo Ionio con mare poco mosso il settore cosentino, mosso nei restanti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.